Pronti? 1, 2, 3. Buono il secondo tentativo con veloce Coffee Mail, sbaglia Azzurra Tab, dalla seconda fila Tommy come al solito velocissimo. Azzurra Ha Tab sbagliato anche squalificato. Zitrunas, Coffee Mail in Numero vantaggio. 4 Zitrunas squalificato. Seconda posizione per Tommy, la terza Numero per 13 Rossano. Dolly F squalificato. Poi Cico dei Daltri che precede Cobalto di No. Quindi Bellium debuti, all'esterno Draghetto P che risale, mentre ha balbettato Dolly F dei Nastri che è rimasta in ultima posizione. Risale allo scoperto dopo 400 metri in 31,3. Draghetto P trova però l'anticipo da parte di Cobalto di No, che trova a sua volta Numero 9 l'anticipo di Cico Desperado dei Daltri. squalificato. E così sulla piegata di destra Coffee Mail prosegue in vantaggio. Cico dei Daltri che muove con decisione all'esterno, poi in corda Tommy, quindi Rossano. Cobalto di No avanti a Draghetto P, ancora Bellium debuti. Il parziale di Cico dei Daltri che prova ad andare sulla testa della corsa, costringe Coffee Mail a respingerlo dopo 800 metri di corsa passati in 1-2-1 con una frazione però in 15. Coffee Mail ha ribattuto a Cico dei Daltri che rimane di fuori, in corda Tommy, seconda pariglia per Cobalto di No, terza in corda è Rossano, poi Draghetto P che va a fare la terza pariglia avanti a Dakota Winner dopo 1 chilometro percorso in 1:17,3. Ultimo passaggio davanti alle tribune prima del traguardo, Coffee Mail in vantaggio, di fuori Cico dei Daltri, poi Tommy, Cobalto di No in pariglia, poi Rossano con accanto Draghetto P, quindi Dakota Winner, poi ancora Amélie Panna avanti a Dolly F che muove all'esterno. Scavalca Amélie Panna e cerca di venire via, poi ritorna in pariglia. Coffee Mail sempre in vantaggio, all'esterno Cico dei Daltri, pariglia per Cobalto di No, in corda Tommy, muove Draghetto P in terza corsia, in corda ancora Rossano, il parziale di Draghetto P che cerca di rifare il gruppo, scavalca Cico dei Daltri e cerca di portarsi in testa a 400 metri dalla conclusione e ci riesce. Draghetto P in fuga nei confronti di Cobalto di No che gli va in scia, poi Dakota Winner, poi gli altri a ventaglio con in mezzo alla pista Alfred a 250 dalla conclusione. Draghetto P che è in controllo delle operazioni, entra in retta d'arrivo con chiaro margine di vantaggio nel finale. Draghetto P che vince passeggiando nei confronti di Cobalto di No, mentre infiamma la lotta per le piazze con Amélie Panna che viene a prendere il terzo nei confronti di Chapoutry e poi Rossano. 28,9 a chiudere, 1:16,3 il ragguaglio cronometrico, il successo di Draghetto P, Enrico Bellei in salchi e anche al training i colori della signora Olga Torres Esperanza. Facile assunto per Draghetto P, questo figlio di Robert B che gira bene nei nastri, poi si porta in scia Cobalto di No dal parziale sulla retta opposta alle tribune, fa dispersione. Cobalto di No è buon secondo a seguire. Per il terzo posto ancora a centropista dovrebbe essere Amélie Panna che è venuto forte. Andiamo a rivedere ancora una volta nelle immagini con Dakota Winner in anticipo su Amélie Panna. Draghetto P che vince nettamente su Cobalto di No. Al terzo posto Amélie Panna, questo l'arrivo probabile ed ufficioso dell'ottava e conclusiva dall'Arcoveggio.